E ad Adria si parla già di Befana, sì, la Befana di Adria dal 2 al 6 gennaio, varie manifestazioni, eventi e poi lei, l'unica Befana del Basso Polesine il 6 gennaio. Un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese dal gruppo Facebook e dalla pagina Facebook il blog di Adria del Polesine, da dove ovviamente potete iscrivervi e lasciare le vostre locandine manifestazioni che poi noi condividiamo dal gruppo alla pagina o anche viceversa, ok? Se abbiamo tempo facciamo anche il file audio e se volete tanta buona musica ricordo e un saluto agli amici di radiorovigo.net, il buon Bruno che mi ospita il mio programma radiofonico Selected for You e se volete ci sentiamo lì su radiorovigo.net il venerdì dalle ore 15 alle ore 16. Ma veniamo a noi perché stavamo parlando di Befana, stavamo parlando della Befana Vien di Notte 2020 ad Adria. Allora, prima di iniziare vi dico già che qua sul post di questo video trovate il link per vedere la locandina con i vostri occhi, ok? Perché poi ci saranno anche dei numeri di telefono se siete interessati a qualche laboratorio, eccetera, eccetera, anche per i più piccini. Quindi il tutto inizierà giovedì 2 gennaio, allora dal giovedì 2 gennaio al lunedì 6 gennaio in Galleria Braghin ad Adria, Corso Vittorio Emanuele. Ci sarà la Befana Vien di Notte mostra fotografica con le più belle foto delle scorse edizioni della manifestazione. Giovedì 2 gennaio, allora giovedì e venerdì ci saranno dei laboratori presso la biblioteca dei ragazzi. Allora giovedì aspettando la Befana, un click per la Befana in collaborazione con la biblioteca comunale dei ragazzi. Se ti piace fotografare e vuoi migliorare la qualità dei tuoi scatti, partecipa al laboratorio con Hermes Bolzon, che salutiamo, ok, alle ore 16 per bambini e alle ore 17 per ragazzi. Quindi se volete fare il laboratorio, un click per la Befana, cliccate sul link che c'è qua e guardate la locandina e quindi vedete anche i numeri di telefono, i contatti per aderire. Venerdì 3 gennaio, un giorno la Befana in collaborazione con la biblioteca dei ragazzi, laboratorio narrativi a cura della libreria Riccarello e Rita Franzoso, ore 16 per bambini e ore 17 per ragazzi. Anche qua cliccate sul link e ci sono i riferimenti per aderire. Ok, sì, che basta solo telefonare e chiedere informazioni. Poi il 4, 5 e 6 gennaio in piazza Cavour, e qua tutti invitati, ok, grandi e piccini, giochi di abilità d'altri tempi, piazza Cavour è davanti al teatro comunale, Giochi di abilità ed altri tempi, la bancherella della Befana, il falegname della Befana con le sue trottole, la mascotte della Befana, vin brûlé, bissola e bissolette per tutti quanti. Allora, sabato 4 gennaio ci sarà l'inaugurazione. Vediamo un po' l'inaugurazione appunto della casetta del villaggio della Befana. Ore 15.30, Biblioteca dei Ragazzi, ci sarà il filastrocando a cura della Biblioteca Comunale dei Ragazzi. Alle ore 16.30 in piazza Cavour, raspa, sbusa, incoia, tacca. Laboratorio con il falegname della Befana. Alle ore 17 in Canal Bianco, in piazza Cavour, arriva lei, la Befana arriva in barca lungo il Canal Bianco, accolta dai fioi della vecchia di Camelo. Ok, inaugurazione e taglio del nastro con l'apertura del villaggio della Befana. La Befana quindi riceverà i bambini nella sua casetta con la sua aiutante Sagina. Alle ore 17.30 in piazza Cavour, animazione con lo spettacolo di clownerie del conte Von Tock. E da ricordare, perché ci sarà un'altra manifestazione anche che si unisce a questa, alle ore 17.30 in corso Vittorio Emanuele, c'è la sfilata dei magi a cura della fondazione Franceschetti di Cola. Ok, e passiamo a domenica 5 gennaio, sempre il villaggio della Befana e tutto quanto. Ok, ore 16, piazzetta del Campanile, la Befana incontra il centro di aiuto alla vita in collaborazione con la Croce Verde di Adria. Alle ore 16.30 in piazza Cavour, nella galleria degli artisti, ci saranno i ragazzi dell'alberghiera con Bissolando, appunto a cura degli insegnanti e allievi dell'istituto alberghiero di Adria, con dimostrazione di decorazione della bissola e degustazione. Ore 16.30, piazza Cavour, 7 note per la Befana sul palco della Befana davanti al teatro comunale. Ore 16.30, domenica 5 gennaio, ci saranno i ragazzi, i bambini delle scuole dell'infanzia e primaria appunto di Adria con canzoni e bounce. Alle ore 17 in piazza Cavour la Befana riceve i bambini sulla sua casetta con la sua aiutante Sagina. Ore 17.30 animazione con lo spettacolo Prestige di Emanuele Pascal. Alle ore 20 per i più grandicelli, sempre domenica 5 gennaio,
e lo potete vedere cliccando sul link che c'è qua sul post del video, così vi vedete anche la locandina con i vostri occhi e non ascoltate sto qua che parla. Ok, allora ore 20 ristorante Cashirocco, in volta a Scirocco appunto di Adria. Cena della Vecchia, la Befana vi aspetta alla sua cena per gustare insieme in allegria i piatti della tradizione, quindi è qua appunto nella locandina trovate tutti i riferimenti anche per aderire. E poi arriva il clou, lunedì 6 gennaio, dal mattino, ore 10, no, dalle ore 10 per le vie e le chiese di Adria ci sarà il Giro delle Befane in bicicletta, qua salutiamo Luigi e tutti i ragazzi dell'associazione MTB, tutti in bici. Dalle ore 17, Corso Vittorio Emanuele, Ponte Castello, l'Aria Befana arriva accompagnata dai tamburini della Befana e poi ci saranno anche i giochi di luce e di arte in strada. Ore 17:30 c'è il tradizionale spettacolo della Befana e qua c'è da crepare del ridere perché appunto lei riprende proprio tutto l'anno, tutto quello che è successo nell'anno nel comune di Adria e anche un po' oltre e non gliene risparmia una il sindaco, ecco. E poi alle 18:15 in Canal Bianco tradizionale Brusa Vecchia, ci sarà appunto la solita Befanona in Canal Bianco che brucia, lì è proprio un vanto. Diciamo che queste due Befane, la Befana che brucia e quella che parla, sono un vanto per la città di Adria, bisogna dire. Quindi dal 2 al 6 gennaio la Befana, anzi la Befana viene di notte 2020 ad Adria. Ok, cliccate sul link che trovate qua sul post del video per andare a vedere la locandina. Ok, grazie a tutti per l'ascolto da parte di Andrea Bolognese, dal blog, dal gruppo Facebook, la pagina Facebook e blog di Adria del Polesine, e ovviamente se volete tanta buona musica, radiorovigo.net, ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 ci sono io con Selected for You, il mio programma radiofonico, ma potete ascoltarla sempre perché insomma è proprio veramente una bella radio. Ci sono anche gli amici del Love Music, ci sono tante altre, anche la rubrica Onlus, no, ci sono, se volete potete anche mandare i vostri articoli, visto che radiorovigo.net è anche un bellissimo blog dove appunto si può inviare tutto. Grazie a tutti per l'ascolto da Andrea Bolognese, ciao, e la Befana viene di notte dal 2 al 6 gennaio, mi raccomando.